con Telesi che si muove a metà campo, lancio lungo su Janko tutto solo dalla parte opposta del campo, vede molto bene Gasparini e finalmente Gasparini al terzo tentativo. Gasparini trova il gol al 31esimo minuto del Gasparini con il pallone scodellato da parte di Scevola. È un buon momento per il Vittorio Veneto e c'è il gol del pareggio per il Vittorio Veneto. Gol del pareggio del Vittorio Veneto che arriva al 7° minuto del secondo tempo. Avevamo visto che era entrato in un'altra maniera, il suo tecnico Malerba gli dice di puntare verso la porta, attenzione a questa palla che rimane lì, c'è il calcio di rigore, fischiato dal tecnico Gabrieli di Este, che non vuol sentir scuse da parte dei giocatori del Vittorio Veneto, li sta tenendo a distanza. E a terra il giocatore dell'Eclisse è Janko che a terra si è guadagnato il calcio d'angolo. Vediamo se sarà lui, sì, il rigore, scusatemi, vediamo se sarà lui a battere. Sì, figuriamoci se Janko lascia perdere questa occasione, e in effetti giustamente è lui il rigorista, insomma, della squadra. E quindi Janko che ha avuto un buffetto da parte di Gasparini in giornata di grazia. Gasparini, vediamo se sarà giornata di grazia anche per Janko, per riportare in vantaggio l'Eclisse e Careni Pivigina. Janko contro Denadai, ecco il fischio dell'arbitro e Janko la mette dentro. Janko la mette dentro al 30° minuto del secondo tempo, un po' come nella realizzazione del primo gol. Janko quindi porta in vantaggio nuovamente la formazione dell'Eclisse per 2-1. Il Vittorio Veneto mette dentro questo bellissimo pallone e l'arbitro questa volta dice di no su questo fallo.